La villa si trova appena fuori del centro abitato di Tribano, sulla sinistra della strada provinciale verso Olmo e Bagnoli di Sopra, in via Mazzini. Oggi si presenta costituita dal solo palazzo domenicale, ma nel catasto austriaco del 1835 erano invece individuabili a tramontana più annessi rustici ed altre costruzioni sul lato a ponente. In quel periodo villa e rustici erano suddivisi tra molti parenti della famiglia Favaron. La proprietà, che racchiude al suo interno uno spazio verde parzialmente alberato, è cinta da un muro in mattoni con 2 cancelli, uno dei quali, il più importante, sulla provinciale. L'edificio è costituito da piano terra, primo piano nobile e soffitta illuminata da oculi ellittici. Anche in questo caso la villa presenta la tradizionale impostazione veneta, salone centrale e stanze laterali, sia al piano terra che al primo piano. Un ampio poggiolo in pietra d'Istria, davanti a una grande porta a volta, protegge la porta inferiore d'entrata, pure a volta. Su fronte strada, a mezzogiorno, sono presenti 2 camini aggettanti, uno per lato, e il sottotetto presenta un elegante cornicione a dentelli. Da molti anni ormai, dopo il restauro esterno, non ha trovato continuità il suo compimento.